Assumere o risarcire i precari da più di 3 anni nel mondo della scuola, storica la sentenza della Corte di Giustizia europea del Lussemburgo, che ha condannato il governo italiano e assegnato la vittoria ai sindacati della scuola, che da oltre 5 anni combattono questa aspra battaglia. 250.000 le possibili assunzioni in Italia, tra le 15 e le 16.000 in Veneto, una delle regioni dove è maggiore il numero dei precari. Oggi è una giornata eccellente per le organizzazioni sindacali, ma molto triste per lo Stato italiano. Perché farsi imporre una norma di comportamento che anche il buonsenso avrebbe detto che andava eliminata. Oltre 6.000 i ricorsi presentati in 5 anni dai precari della scuola ai tribunali di tutta la regione, ma dietro ogni ricorso se ne nascondono almeno altri 2 pronti a partire. Insegnanti, ma non solo. Al provvedimento sono interessati anche i cosiddetti ATA, il personale ausiliario delle scuole. Adesso si attende il passo successivo. Noi ci auguriamo che di fronte alla sentenza il governo riconosca l'efficacia della sentenza immediatamente e che dia luogo all'immissione in ruolo a partire dal 1° settembre del 2014, perché per me è ancora possibile la retrodatazione giuridica. Noi ci aspettiamo che al massimo con il prossimo anno scolastico tutte queste persone vengano immesse in ruolo. Se il governo non rispetterà i termini, pronta una diffida, come è pronta l'azione dei sindacati su un altro fronte caldo legato al mondo della buona scuola declamata dal premier Renzi, la ridefinizione degli organici, considerati 130.000 insegnanti persi per strada negli ultimi anni.